Omicron corre, anzi dilaga, e i 21.504 casi delle ultime ore rappresentano l'ennesimo drammatico record di questa ondata del coronavirus. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Le giornate di oggi valgono 5 giornate della peggiore ondata del dicembre 2020. Abbiamo metà ospedalizzazione e la stragrande maggioranza dei positivi sintomatici si cura a casa. In media 50 persone ogni giorno vengono ricoverate e questo crea una pressione molto forte sulla sanità del Veneto. Siamo preoccupati perché siamo a 1900 persone ospedalizzate, delle quali 215 in terapia intensiva e che sono per il 75-80% non vaccinate. La curva è però destinata a crescere ancora, sia per quanto riguarda i contagi, sia per le ospedalizzazioni. Abbiamo una previsione in un modello che ci dà il picco dei contagi al 23 di gennaio e il picco delle ospedalizzazioni verso il 12 di febbraio. Speriamo non sia così.